Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Siamo con la signora Zanini Marzia, docente. Innanzitutto buongiorno, ci vuole spiegare cosa è successo nel suo caso? Buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Marzia, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e voi sapete benissimo che il decreto del 6 agosto obbliga il personale scolastico ad essere in possesso e ad esibire quotidianamente, tutti i giorni, un Green Pass. Io ho fatto responsabilmente, nella prima tranche di vaccinazioni, una vaccinazione Covid il 12 marzo. Successivamente, la settimana dopo, sono risultata positiva al Covid. Dopo 42 giorni mi sono negativizzata e quando dovevo fare il richiamo della seconda dose ho chiamato il SISP e il SISP mi ha detto: guardi, lei ha fatto una vaccinazione, è guarita dal Covid, il ciclo vaccinale è concluso, quindi la seconda dose non si deve fare. Io sono rimasta tranquilla fino al momento in cui, scaricando il Green Pass, mi sono accorta che il mio Green Pass è un Green Pass da guarigione da Covid, quindi vale 6 mesi dalla data del primo tampone positivo. Quindi il mio Green Pass scade il 13 settembre. Però, confrontandomi con altre persone, mi sono accorta che chi aveva fatto il Covid e aveva fatto una dose ha un Green Pass di 9 mesi. Allora mi sono detta, ma anch'io ho diritto a 9 mesi, ho fatto una dose, ho fatto il Covid, quindi il mio Green Pass dovrebbe essere di 9 mesi. Quello che mi ha fatto tremare, appunto, quando con il decreto mi sono vista che il 13 settembre sarà il mio ultimo giorno per esibire il Green Pass. E da qui è cominciata una vera e Il suo calvario. propria via crucis, esatto. Allora, la prima cosa che ho fatto, come si rileva dai vari siti, è stato quello di andare sul sito del Ministero che genera i Green Pass. C'è una mail e c'è anche un numero verde. Il numero verde non risponde mai, mai. Io ho provato dalle 8 alle 20, come viene detto, in qualsiasi fascia oraria non rispondono. Ho scritto una mail e alla data attuale io non ho avuto risposta dalla mail del Ministero. Allora sono passata alla Regione Veneto, ho scritto una mail ai vari indirizzi e una compresa anche al Presidente della Regione. Ho avuto una risposta nella quale mi si dice che giustamente il Presidente non può vagliare singolarmente tutti i casi, ma che io mi devo rivolgere alla mia ASL del mio territorio o al mio medico per casi particolari. Sono tornata alla mia ASL e nel frattempo ho anche telefonato al 1500. Ho parlato 3 volte con 3 operatori diversi, 3 risposte diverse, però una è stata interessante perché uno di questi operatori mi ha detto che effettivamente c'è un algoritmo, cioè un elaboratore con degli algoritmi che ha previsto il caso di chi si malava di Covid e faceva quindi una dose di vaccino, ma non il contrario, cioè di chi aveva fatto precedentemente il vaccino e poi si è ammalato. Però ci sono casi, e io sono la testimonianza, che esistono anche questi casi. E mi ha detto che purtroppo al momento, e questo si legge anche sul sito della regione, i casi come i miei sono al vaglio del Ministero e che verrà presto dato una risposta. Io tengo monitorato costantemente la FAQ del Ministero per vedere se ci sono Altri casi come il suo? altri casi come i miei o se è stato dato una risposta ad un eventuale caso come il mio. Al momento attuale non ce ne sono. Allora, nel frattempo mi sono fatta fare un certificato vaccinale dei miei vaccini. Sono riportati in questo certificato tutti i vaccini che io ho fatto da quando sono nata e c'è scritto anche quella del 12 marzo e viene riportata una postilla dove c'è scritto che nel mio caso c'è un'esenzione, non è prevista la seconda dose. Allora, ho chiamato più volte il numero verde del SISP di Adria, ho parlato con più operatori, ho più volte mandato la mia cronistoria per far capire questo inghippo e soprattutto che ho una certa urgenza perché il Green Pass mi serve per andare al lavoro. Cominciando le scuole il 12. Esatto, il 13, 13. lunedì 13. Allora
I ragazzi che rispondono al numero verde sono stati tutti molto gentili, hanno preso in carica la mia richiesta, però naturalmente poi da qualche parte le piattaforme non comunicano tra di loro, ci sono degli inghippi. C'è una circolare dell'agosto del 2021 dove si dice che si può anche fare un'esenzione temporanea dal Green Pass per patologie, e io rispetto questa cosa, però dico, fatemi nel frattempo una esenzione non per patologie, ma perché la mia situazione al momento attuale non prevede un'ulteriore dose di vaccino. Da questa domanda non ho trovato risposta. Mi sono recata personalmente sabato scorso presso il centro vaccinale, perché ho detto magari se parlo di persona riesco anche ad ottenere delle risposte soddisfacenti. Niente da fare, mi hanno dato un'ennesima mail da mettermi in contatto con la responsabile del LUOC, che è l'unità operativa complessa del SISP di Rovigo, e con questa responsabile ho cominciato a colloquiare, dove ancora una volta mi si dice sì, lei ha ragione, ci sono delle circolari che dicono che effettivamente anche per i malati Covid si può aspettare fino a un anno. Questa è una circolare, è un parere favorevole del CTS del luglio 2021, dove si può aspettare fino ad un anno per fare una somministrazione di vaccino. Io ho fatto anche il test sierologico, il mio dottore ha detto che la risposta è stata buona, però il test sierologico non viene conteggiato, non viene tenuto in considerazione. Allora io dico, se io ho avuto questo problema perché c'è stato un inghippo nel sistema, quelli che al momento rappresentano il sistema dovrebbero aiutarmi a risolverlo e non fornire una risposta, una soluzione facile di comodo, perché ancora una volta mi è stata detto sì, lei ha ragione, però al momento attuale se vuole un Green Pass che la schermata il 14 settembre sia verde, deve assolutamente fare un'altra dose. Io ritengo che sia una soluzione di comodo che deve essere vagliata. Se mi avessero telefonato, avessero cercato di contattarmi, avessero detto proviamo a parlarne insieme, valutiamo insieme la sua anamnesi, la sua scheda clinica, valutiamo insieme, sarebbe stato un modo per infondere fiducia nelle persone nei confronti del vaccino. In questo caso io mi trovo invece a dover affrontare delle situazioni di comodo che fanno comodo agli altri, ma in questo momento io non mi sento di accettare. Ecco, facciamo un riassunto, nel senso che il giorno 13 cominciano le scuole, c'è un algoritmo che permette o meno attraverso la lettura del Green Pass di entrare nelle scuole, il dirigente scolastico non può prendersi la responsabilità attraverso tutto quello che ci ha dimostrato, lei ha una serie di carte anche che dimostrano tutto quello che sta dicendo, quindi non stiamo parlando di cose campate in aria, ma soprattutto di cose attestate e che tutti hanno evidenziato essere giusta, che la sua situazione garantirebbe la sicurezza all'interno della scuola. Esatto. Però c'è questo algoritmo, quindi algoritmo questo sconosciuto, che non si riesce a ragionarci perché blocca il sistema. La dirigente scolastica, so che lei ha avuto occasione di parlarne, ha detto io non mi posso prendere responsabilità perché in questo momento qua l'algoritmo è super partes, è quella che penso di aver interpretato sì, giusto. Perfettamente, ecco. perfettamente. E quindi cosa dire, cosa fare? Innanzitutto noi cerchiamo di portare il suo caso all'evidenza anche a livello non solo provinciale ma anche nazionale. Cerchiamo di coinvolgere anche altri organi di stampa e magari se qualcuno come lei ha lo stesso problema, non penso sia l'unica in Italia. No, leggendo e guardando sui vari social effettivamente ci sono varie persone che sono in una situazione se non uguale ma molto simile alla mia. Purtroppo l'unica soluzione per me questa rimane quella di fare il tampone ogni 48 ore. Tra l'altro a pagamento, se lo deve pagare lei, quindi me lo devo pagare io e non so quanto potrò andare avanti con il tampone orofaringeo ogni 48 ore. Io spero che qualcuno mi sappia dare una risposta
Ecco, questo sicuramente è un bacco nel sistema. Di solito quando ci sono i bacchi nel sistema fanno l'evoluzione 2.0, 2.1 eccetera, forse in Italia è un po' più difficile, però naturalmente adesso noi cerchiamo di evidenziare questo suo problema, questa sua odissea e che dire, se qualcuno avesse lo stesso problema della signora Zanini magari lo può o scrivere attraverso i social dove lo mettiamo, oppure su una mail che è info@polesine.biz, cerchiamo di venirne a capo. Io la ringrazio e buon proseguimento.